Treni arriva l'aumento dei biglietti a giugno, ci si salva soltanto se si è abbonati. L'annuncio è stato dato dall'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso durante il vertice che si è tenuto a Palazzo Balbi con la responsabile di Trenitalia del Veneto, Maria Giaconia. C'è però la speranza che si riesca a scongiurare la nuova stangata, ma soltanto se la giunta di Zaia troverà nel bilancio 2014 i 3 milioni di euro che mancano per pagare i servizi aggiuntivi del nuovo orario cadenzato. Il vertice è stato anche il momento della rivalsa di Trenitalia sulla regione. Sì, perché finora la società ha dato più di quanto ha ricevuto. L'ingegner Giaconia ha ricordato di attendere ancora 23 milioni di euro da Chisso per il contratto 2012. Mancano inoltre altri 15 milioni per finire di pagare i treni confinanziati. Trenitalia inoltre sta sostituendo i mezzi e personale che avrebbero dovuto essere forniti dalla società regionale Sistemi Territoriali. Il personale non è pronto perché la Giunta ha approvato la delibera in ritardo. L'assessore Renato Chisso chiede pazienza, ma Trenitalia rovescia sulla regione buona parte delle colpe. Sono state previste 200 corse in più e se i treni sono ancora affollati vuole dire che non sono sufficienti, ha detto Giaconia. Trenitalia sta rispettando il contratto. Intanto la rete dell'orario cadenzato è ancora in fase di formazione. L'assessore lunedì incontrerà i sindaci dell'area Portogruaro Venezia, una tratta da sempre piuttosto calda perché trascurata.